ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ga incantare, ma una spina amico sempre in cuore. Oggi Jack siamo qua in questa splendida cornice del Caffè Pedrocchi, location adatta per la persona che stiamo per intervistare. Che è appunto il sindaco di Padova, Giordani. Esatto. Oltre Sergio Giordani, ma oltre ad essere il sindaco è stato ed è per tutti il presidente, perché appunto è legato ai ricordi della Serie A di ormai 25-27 anni fa. Esattamente, vedo che sei ben preparato. Sono molto preparato. Allora andiamo a conoscerlo. Andiamo. Siamo qui, Ilaria, oggi con quello che per tutti è il presidente del Padova della Serie A, della storica Serie A del 1994, e parto un po' dagli albori, da quando ha incominciato a seguire il Padova, che era circa l'86, e questa maglia più o meno di quel periodo, e volevo sapere se hai dei ricordi a riguardo. Quindi l'86 se non sbaglio. Io sono entrato in maniera, diciamo, non casuale, in un'azienda Padis de Sparta, mi pare che a suo tempo aveva una quota, un nonno se non sbaglio. È andato via Danilo Bigi è andato in Lega o in Federazione, non mi ricordo. E a questo punto Marino Pugina mi ha chiesto di subentrare a lui come consigliere, non come ha detto. Un po' alla volta mi sono appassionato. Mi ricordo ancora la sede del calcio Padova, quella che adesso è dell'ACB, la vecchia Piani. C'era una sede dove c'era l'Antonella, la segreteria, che era di fronte a un muro. Nella sala consiglio, che era la sala del direttore sportivo, dell'amministrazione, pioveva dentro. Ho detto, è possibile che spendiamo soldi, tanti, per fare veramente qualcosa di importante per la città, nel senso investimenti per calciatori, e a me una sede del genere, è roba per me illogica. Un po' alla volta con Gardini ho ricercato una sede, che era difficile a quel tempo, perché non c'erano immobili per fare questa cosa qui. Per cui a un certo punto abbiamo trovato un immobile, che era in via Sorio, e abbiamo convinto il proprietario a ristrutturarlo, e alla fine, scusate, è diventata la sede del calcio Padova. Mi ricordo precisamente questo. Bei ricordi, devo dire. E prima di entrare nel calcio Padova eri appassionato di calcio? Ti piaceva lo sport o non lo seguivi così? No, andavo, confesso, andavo nella Torretta della Piana abusivamente, pagavo 100 lire, se non sbaglio, 100 lire, per vedere la partita abusivamente con i compagni di scuola. Non è che fosse tanto appassionato, quindi ogni tanto andavo, mi ricordo ancora Cirilli, sì. Era bellissimo andare sopra degli abusivi, è una cosa che si poteva purtroppo io non sono per ovviamente in altre età non puoi sapere questa cosa. Era affascinante, andavo spesso con i miei compagni di scuola ad andare a vedere la partita, non ero un appassionato totale, mi sono appassionato dopo che sono entrato in consiglio, è diventato una parte importante per me, molto importante, perché mia moglie prendeva in giro, diceva che andavo non in quei periodi più avanti, sì. Ho fatto il vicepresidente amministratore delegato, andavo a rimboccare le coperte dei ragazzi. Ero talmente affezionato alla cosa che per me era una cosa veramente importante. Sono rimasto molto spesso con loro in collegamento, con Claudio Ottoni piuttosto che altri, Beppe Calderini, che è stato un bel periodo, 10 anni. Per me è importantissimo, ho imparato un sacco di cose, ho sempre avuto un rapporto leale con i calciatori, penso con i ragazzi, anzi mi dicevano ti do il contratto, firma, già firmato, fai te. E dicevo no, stavo qua a discuterne, non mi fregato sotto l'aspetto emotivo, perché discutevo con loro fino all'ultimo, mi chiamavo Mac Jordan, che vuol dire che era un po' avaro, però rispettavo la loro professionalità, mai imbrogliati, infatti ho ancora un rapporto, devo dire, splendido,
Sì, ho visto anche l'intervista quando è tornato l'Alas in città. Alex è stato, mi ricordo ancora quando è stata la presentazione qua di Alex là. Sono scappato dalle cucine, con mia moglie, con Alexi, con il procuratore. Pieno di gente? Perché c'era il pericolo, c'era talmente tanta gente, sono scappato attraverso le cucine, perché c'era il pericolo veramente di sicurezza, perché mi ha fatto scappare la gente. Sì, perché lui aveva appena giocato il mondiale statunitense, esattamente, era anche e a Gradi l'aveva visto, famoso. e a Gradi dopo averlo visto, e dopo che Bjork non aveva memoria, siamo andati in Svezia, se non sbaglio, no, non mi ricordo più, penso di sì. E aveva pubalgia, purtroppo siamo andati con il medico, ho detto se torniamo a Padova dopo 32 anni con un giocatore tra virgolette rotto, come si suol dire, ci ammazzano. E Gradi ha detto, io ho visto un giocatore interessante, Alex Ilale in televisione, anche a Mauro piaceva, e per cui abbiamo detto, a me interessava non sotto l'aspetto tecnico, lasciavo fare a loro, ma era sotto l'aspetto marketing. È stata una mossa geniale di marketing, perché geniale. tuttora anche Ilaria, la maglietta di Operazione Nostalgia, certo. Cioè l'Alas se lo ricordano tutti. Era... E ripetutamente ogni mese qualcuno mette fuori la figurina. Era fenomenale. Quando è venuto qua è stato anche bravissimo, devo dire. Siamo stati da piani con i tifosi, disponibile. Pareva un ragioniere, aveva più capelli lunghi, sembrava una roba seria. Era un personaggio. Quando eravamo in aeroporto con lui, la gente si accalcava perché, ma era amato anche dai compagni, cioè non era uno che se la tirava, assolutamente, era veramente incredibile, bellissimo personaggio, intelligente. Infatti Gallerisi mi diceva che ha un ottimo rapporto, certo. Ma anche gli altri. E anche Maniero, tra l'altro certo, Maniero sì. a casa sua ci ha fatto vedere la maglia che l'Alas gli ha spedito degli Stati Uniti, quindi della nazionale. È un bellissimo gruppo, devo dire che a me piace da matti, anche se spesso volentieri magari i tifosi contestavano, si perdeva. Mi ricordo ancora quando siamo tornati a Cremona, sì, con il commissario di polizia ha detto dello stadio, eravamo degli eroi, dei vincitori, mi ricordo tutta la città piena di gente, una cosa fantastica, come quando sono stato eletto sindaco, più o meno, bellissima sensazione, bellissima. E a un certo punto lo stesso commissario, dopo 6 giornate, mi ha fatto uscire dal Lugano, perché i tifosi erano incavolati perché perdevamo tutte le partite. Ha detto, Presidente, com'è cambiato in pochi mesi la faccenda? Prima erano eroi, adesso vogliono, tra virgolette, uccidere. Però non è vero. Per ricordare il carattere, diciamo, di l'Alas, mi ricordo perfettamente un'intervista di l'Alas e poi a te di una partita col Parma, che l'Alas diceva Roma non può essere costruita in un giorno, e tu invece eri giustamente incazzato perché dicevi ne stiamo perdendo 6, e lui non aveva ancora questa cosa dell'agonismo. Quarta, quinta giornata è uscito dal spogliatoio tranquillo, è andato verso i tifosi, i tifosi incavolati, ma io ho giocato, ho fatto il meglio di sé. Guarda che non funziona proprio così, funziona in maniera dobbiamo vincere, se no qua siamo uguali. Dopo devo dire a Gradi, che era, per quello che mi riguarda, oltre ad essere un amico, una persona che mi ha insegnato moltissimo, assieme a Marino Pusina, mi ha spiegato un sacco di cose, è una brava persona. E con Mauro, che aveva un'esperienza sì, ma non grandissima, si trovano molto bene in termini tecnici. Ovviamente loro due non hanno mai messo a fare il tecnico. E a me interessava l'aspetto economico, in base l'immagine, come penso sia giusto, e loro si trovavano bene. A un certo punto Alex non sapeva bene i movimenti tecnicamente e gli ha messo Franceschetti a dargli dei consigli vicino, e da là abbiamo cominciato a vincere. Sono guarda a fine stagione del 95, quindi era migliorato tantissimo. Proprio perché sia i compagni di gioco sia Franceschetti, se gli insegnavo come fare, per cui lui non aveva i fondamentali, come si suol dire, era esuberante. Mi ricordo, c'è ancora una foto alla Piani in cui segna a San Siro un piattone, ha preso il palo interno, c'è Maniero che fa così, come dire, non segnerà mai, invece ha segnato palo interno dentro, incredibile. E tutti stupiti. E che poi tra l'altro, per assurdo, ha segnato anche qui a Lugano nella vittoria contro il Milan. Certo. Quindi c'è il primo americano a segnare. C'è una cosa... Ma io tutti esornai a casa, perché è stato un momento per me anche emozionante, bellissimo. Tutto il mondo
ha visto che a Padova è arrivato questo americano, adesso forse è normale, però 27-28 anni fa era un po' diverso. Era un bellissimo gruppo di ragazzi che si abusa del termine famiglia, ma erano veramente compatti. Mi ricordo ancora quando di Lidio un tratto, in un'altra occasione, venivano dalla fatica che facevano, ci mettevano il massimo di impegno, era un bellissimo gruppo. Suo padre era un mostro sotto l'aspetto fisico, incredibile. Tutti dicevano che correva, ci sono detto tutti quelli che abbiamo intervistato. Una roba incredibile, fisicamente è una roba, Rino Barone, io mio, che roba. Maniero però ha detto che dopo purtroppo crossava e quindi... e quindi... Visto che si parla appunto delle folle, dei tifosi che amano, della gente di Padova che amava molto i calciatori e il calcio Padova stesso, secondo te quanto ci vorrà a ricreare questa sintonia, questo rapporto? È una questione di categoria? No. Non è questione di categoria. È una questione di continuità, nel senso sia sotto l'aspetto societario sia sotto l'aspetto tecnico. A Gradi mi insegnava una cosa, in cui mi trovavo perfettamente d'accordo come amministratore. Meno si cambia, meno si spende, più si vince. Adesso è cambiato, noi cambiamo poco. Ogni qualvolta c'era un'offerta interessante sotto l'aspetto mercato, immagino Del Piero piuttosto che qualsiasi altro giocatore che aveva un valore abbastanza importante per la società, perché ovviamente i tifosi non ci credono, ma si perde soldi, vi garantisco, gestire, basta vedere come funziona anche in questi periodi. Noi cambiavamo poco, di conseguenza i tifosi erano molto affezionati ai calciatori. Adesso il mercato è un po' cambiato, ne cambiano tanti. Non piace, ovviamente non ne sto sostituendo la società o al DS Sogliano, però io cercherei di stare un po' più contenuto nei cambi, anche così si crea il gruppo, può essere che si crea lo stesso. E io avevo la fortuna di avere un grande direttore sportivo, grande in tutti i sensi, con me difendeva i ragazzi, se no si sbaglia il presidente, sono bravi, insomma. Dopo andava dentro gli spogliatoi da solo, si incavolava come una bestia e gli diceva su di tutto. Però queste cose vuol dire che lui, quando è morto a Gradi, siamo trovati tre quarti di squadra al suo funerale, compreso suo padre. Eravamo molto affezionati ai ragazzi, gli dovevamo molto perché era leale, corretto, non li imbrogliava, non gli contava storie, un buonissimo rapporto. È stata la mia fortuna a Gradi, perché devo dire, secondo me la società deve avere una continuità, per cui sono contento di questa proprietà perché è solida, continua. Lo so che sono amarezzati perché io mi ricordo lo spareggio. È un esperto, sei un esperto di spareggi, sono un esperto. Positivamente però. Sì, però io dopo il secondo tempo sono andato via dal campo, non c'era il sono andato a passeggiare. Secondo, per andare o per rimanere? No, quello con l'Alessandria. Ah, ok. Non ce l'ho più fatta dopo, sono andato via, sempre i supplementari e i rigori non voglio neanche sentire. E sono andato a girare l'Austria del Pugno, per me era una roba insopportabile. Purtroppo non è andata bene e capisco quello che prova il presidente, l'amministratore delegato, parlo di Boscolo piuttosto che Alessandra Bianchi, proprietà, anche qui dopo ho chiamato il giorno dopo perché so cosa vuol dire perdere. Nel senso, anche io perdevo tante partite. Che comunque voi, prima di arrivare in Serie A, l'avete sfiorata per 2 o 3 anni, quindi 2 anni, per un punto. 2 anni, per quindi, un punto. Quindi comunque non dico che è come perdere uno spareggio, però arrivare... più o meno uguale. Io mi ricordo ancora quando avevamo perso per 2 anni consecutivi per un punto. Avevamo una buona squadra, quella che poi per un lasso di tempo stavamo vincendo, giusto? E poi o stavano perdendo dall'altra parte. Dopo Simonetta ci ha segnato, mi ricordo ancora, l'anno dopo l'ho comprato. L'ho comprato nel senso buono del termine, adesso si dice così. E per cui sono ricordi molto, molto vivi. E appunto qui ci sono 2 magliette, questa è appunto probabilmente della promozione Serie A, quindi io mi ricordo ancora questo simbolo che l'ho rifatto, ma non per il gusto di rifare il simbolo, perché è storico quello che c'è, non ho niente a dire, perché non era registrato sotto l'aspetto, per cui qualsiasi poteva imitarlo, con la mia logica di
bisogna registrarlo. Già che ci sono, volevo farti una domanda. Avendo comunque un negozio di abbigliamento sportivo, ti piaceva guardare le magliette quando venivano prodotte? Perché comunque, faccio un salto in avanti, allora, questa qui è una pre-serie tra l'altro, quindi non c'era ancora lo sponsor. Questa è la maglia che amano tutti, cioè questa maglia qui Col è... cavallo. È quella più bella. L'avevi vista? Cioè avevi dato un parere? Te l'aveva proposta qualcuno? Così? Sì, no, il sponsor tecnico me faceva vedere. Okay. Però... Perché questa qua è questa quella che è rimasta. Questa è bella, è molto bella perché il simbolo decattamelata è molto bella. E pur non Richiamava... essendoci il simbolo, certo. I tifosi l'hanno sempre amata perché per questo... Diadora aveva di bravi stilisti, a suo tempo, se non sbaglio, era Diadora. È bella sotto tutti gli aspetti. Il logo e lo scudetto, quindi è stata una scelta dopo quando sei andato via tu, diciamo, negli anni dopo, di riportarlo? Fatta quando siamo andati via ha cambiato anche il scudetto, che ero d'accordo, il motivo era solo, non era possibile registrarlo, erano troppe versioni, per cui io al suo tempo avevo fatto una scelta, non era brutto obiettivamente, era abbastanza carino, però va bene lo storico, bisogna essere... Sì, no, assolutamente, è che io ho incominciato a seguire il calcio quell'anno lì, quindi l'anno che suo papà giocava, e poi c'è questa qui che tra l'altro questa è rarissima, perché penso l'abbiano usata solo una partita o due. Che è la stessa versione però in colorazione, e anche questa è molto bella tra l'altro, certo. Secondo me è stupenda. E vabbè, faccio un salto indietro. Amoruso. Sì. Avevamo tanti giocatori buoni, tanti. Ricordo che Agradi ha tirato fuori il termine sbagliato, ha selezionato 7 nazionali. Un genio praticamente. Non è che avesse disponibilità economica, adesso è facile fare il direttore sportivo, c'è tanta disponibilità economica. Parlo di Serie A, ma c'erano comunque giocatori che adesso, parlavamo proprio con lei la prima puntata, un Maniero avrebbe potuto tranquillamente giocare in nazionale, che c'erano tanti campioni in Italia a quel tempo che era difficile, quindi ce ne potrebbero essere stati. Agradi credeva in maniera assoluta, proprio diceva, non è uno che si impegna tanto, però di colpi eccezionali, credeva molto in Pippo Maniera. Noi avevamo una buona squadra obiettivamente, ma anche di qualità, le scelte che faceva erano veramente anche non solo sotto tappeto tecnico, ma sotto tappeto uomo, perché era vitale. Quando una squadra deve battersi contro, non so, abbiamo vinto il Torino con la Juventus, una cosa incredibile, abbiamo vinto là con la Juventus 1-0. Io gli ultimi 10 minuti vigliaccamente sono andato in spogliatoio, mi sono chiuso le orecchie, ma non voglio sapere cosa vincere a Torino con la Juventus. Di Livio è venuto a festeggiare con noi e giocava a Juventus. Sì, perché è venuto in spogliatoio è andato a giocare con noi, a ricordi bellissimi. Sì, perché comunque il Padova aveva dato alla Juventus comunque Di Livio e Del Piero, cioè che in quegli anni lì stavano con Boniperti, perché Agradi aveva un rapporto eccezionale di fiducia con Boniperti, si fidavano l'uno dell'altro. E quando hanno detto questo è un campione, parlo di Del Piero, era un campione e si è visto obiettivamente. Mi ricordo che il Milan aveva fatto metà cifra. Sì, non mi ricordo chi ce l'ha raccontato, ma ci hanno proprio detto che proprio il rapporto buono che aveva. E mi ricordo ancora la Scenesata aveva offerto meno di metà più o meno, e diceva no, e il Juventus diceva il contrario, ovviamente, da buon commerciante, però Agradi è stato splendido, perché alla fine l'hanno pagato una cifra del genere, 4 miliardi e mezzo se non sbaglio, più buonaiuti, più una partita allo stadio, perché valeva soldi in quel periodo là, sembrava che fosse adesso una cifra banale, un personaggio come Alce Del Piero, ma a quel suo tempo è una cifra importante e avevamo bisogno di vendere giocatori, insomma, veramente sotto l'aspetto economico difficile, come lo è adesso. E dopo, volevo farti vedere questa è proprio quella dello spareggio, quindi questa sono riuscito a recuperarla così, e un ricordo di quando siete tornati, quindi di quando siete tornati in città, come è stata una cosa... Mi ricordo che Franceschetti non riusciva a fare la pipì per il doping,
siamo aspettati lì perché non potevamo lasciare lì, assolutamente. Siamo aspettati lì. E quindi siete arrivati ancora più tardi? Perché non riusciva a fare pipì, era basilare. Abbiamo aspettato penso un'ora e dopo siamo ripartiti, è stata una grande cosa. La città invasa è incredibile, come con la nazionale, quando c'erano i mondiali europei, è incredibile. Tutta la città, mi ricordo ancora, hanno battuto tutto il pullman, hanno rovinato la carrozzeria perché i tifosi, il proprietario ha detto non succede niente, non me ne frega niente, anche lui era contento. Mi ricordo ancora, quando saliti sul palco in Piazza delle Erbe, ho cominciato a ondeggiare il palco, anche pericoloso, e per cui siamo scesi una alla volta tutti quanti, me lo ricordo finché a campo, questa cosa era una cosa eccezionale. Che bello. E sono venuti i brividi a me. Chi lo dici? Io ho incominciato a seguire il calcio proprio l'anno dopo, quando suo papà ha incominciato a vestire la maglia. I primi ricordi della Serie A, difficile? Difficilissimo, mi ricordo ancora con la Sampdoria 5-0, 6-0. La prima, che mi pare a Bologna, perché sì, avevano... Esatto, a Bologna. Ma eravamo impressionati, era in panchina. E non capivo cosa stava succedendo, correvano come pazzi rispetto a noi, qualcosa non andava. Sì, c'è da dire che la Sampdoria di un tempo era una cosa di alta qualità. Ma non siamo a capire, veramente era una cosa abituati alla Serie B. Dopo ho cominciato a gradi con Mauro, scelte tecniche di impostazione, mi ero affascinato a sentire loro, ovviamente facevo il tifoso e pensavo a altre cose. Era dura, inizialmente era dura perché quando si va in Serie A, mi ricordo ancora, diceva il canto, portaci in Europa, se era tanto, riusciamo a sopravvivere in Serie A, è stato magnifico, è una cosa incredibile per lo spareggio. Io la partita non l'ho vista, ero sulla panchina con la tuta rinunziata, che era leggermente più piccolo di me, per cui era un po' imbarazzante come tuta. Io non ho visto la partita, non l'ho vista perché ero talmente stressato. Ogni tanto c'era l'arbitro, non ricordo chi era, l'assistente, dice, io ogni tanto partivo, dice, fermo, torno in panchina, dove va, non succede, calmo, l'ho vista il giorno dopo in televisione, perché lui la partita mentalmente non l'ho vista. Mi ricordo che siamo andati con i ragazzi in discoteca, qua via San Fermo, ma che bello. Con i miei figli, erano piccolini, bei ricordi, fantastico. Per me è stata un'esperienza incredibile di vita, di passione, innamoramento della città, una cosa veramente bella, piacevole. Mi ha dato tantissimo sotto l'aspetto umano, professionale, perché finché parli con i collaboratori, con i dipendenti, quando parli con i tifosi cambia il mondo. Bisogna essere credibili, bisogna comportarsi bene e per 2 anni non siamo andati in Serie A. La gente dice, non vogliono andare in Serie A. Col cavolo, riuscirci. I contributi sono leggermente diversi, però il tifoso ha questa immagine. Anche i cittadini adesso dicono non vogliono andare in Serie A. Gli spiego a tutti qua, guardate, magari venissero in Serie A. Tarpani è molto interessato, perché se andavamo in Serie A quest'anno venivo a giocare a palla, perché è veramente interessato per Cittadella Inter, Cittadella Milan, per cui. L'ultima volta che è successo a Padova è stato col Treviso, quando nel 2004-2005 siamo venuti a giocare qua, quindi abbiamo visto quei campioni lì ormai 15 anni fa, perché il 2000. Io ho fiducia in questa società, è una società importante, seria, che lavora. Oggi non è facile supportare una società in Serie C per 2 anni consecutivi, in cui le perdite ovviamente non le conosco, non lo so, però sicuramente sono importanti, per cui io spero che i tifosi capiscano queste cose. Perché e anche in questo periodo che magari non ci sono le entrate che... È un periodo terribile. Io praticamente, al di là che vedere una partita, sono andato 5-6 volte, vedere una partita di calcio senza tifosi, non è calcio, è un altro mondo, non c'entra niente, è una tristezza unica. Mi mancavano i cori degli ultras, dei tifosi, degli sfottotras, questo non è calcio. Per assurdo, 2 settimane fa sono andato a vedere a Roma la partita della Nazionale e c'era la capienza
15.000 invece che 70.000, però sembrava che ci fosse il mondo, perché sei abituato anche ultimamente in televisione a non sentire niente. Quindi... Ma anche l'ultima con noi in casa 1.000 persone, è già qualcosa, è totale silenzio, nessuno si sente i ragazzi in campo, l'allenatore. No, ma anche i tifosi, non c'è calcio senza le tifoserie, non sotto l'aspetto emotivo, il calore umano, cambia tutto. E invece una domanda, ho letto l'altro giorno che Edoardo Bonetto diceva che da quando non è più vicepresidente ha fatto fatica ad andare a vedere il Padova. Quando hai smesso di... Io sono sempre andato. Sei sempre andato? Io non sono andato per io quando sono stata tutta la squadra per rispetto a chi ha comprato, eravamo in Serie A, non sono più andato, però parlavo con i ragazzi perché nel ritiro vicino a casa mia a Rubano, per cui ci parlavo in continuazione. Dicevo, cosa state facendo? Abbiamo perso tutte le partite, abbiamo perso 12 o 13, sono informato, in maniera imbarazzante anche. E io non sono più andato a quel periodo, il resto sono sempre andato. Per me il calcio è importante. Adesso se vado poco non è perché non voglio andare, ecco, ho un impegno un po' gravoso in termini di tempo, però cerco di andarci sempre. A me parlare del calcio mi fa ancora inudire mai, figurati te com'è, per me è stata una cosa importante. Parlando di tifosi, no? 20 anni dopo, 25 anni dopo, sei diventato il sindaco di Padova e come sindaco stai seguendo anche la ristrutturazione, insomma, dello stadio Euganeo. L'avresti mai pensato? Mai, penso che nessuno si sognava di fare il sindaco. La vita è veramente incredibile. Con l'assessore Bonavina, ricordo che l'assessore allo sport ha giocato al Padova, per cui pensate, c'è un sindaco e un assessore che sono stati coinvolti nell'avventura del Padova. Non è una cosa normale, nel senso bellissimo. Infatti Diego è molto appassionato, ovviamente sia al calcio Padova, e segue molto bene i lavori dello stadio. Noi stiamo facendo una curva nuova che per 3.200 posti vicino al campo di gioco. Uno dei difetti dell'Uganeo, qual è che la visita è lontana. Però con questo sistema, un po' alla volta, questa è una curva da 3.200 posti che è vicino a 6 metri dallo stadio, dalla linea di campo, che è il minimo consentito, vuol dire che diamo un aiuto ulteriore alla squadra. Sentire i tifosi, come ho detto prima, è importante, fa veramente la differenza. Questo è uno stadio che non è mai stato amato dalla tifoseria, perché è molto lontano, molto grande. Però per fortuna ce l'abbiamo, se no sarebbe guai. Per cui un po' alla volta cerchiamo di sistemarlo, di avvicinarlo un po' alla volta, non è facile, con le risorse pubbliche è molto difficile, ma spero anche nella società che se voglia investire anche su questo campo sarebbe molto interessante. È fondamentale, devo dire che mi immaginavo nei miei sogni, perché io sogno molto come sindaco, sono fatto un po' strano. Mi immaginavo la Serie B con 3.200 tifosi vicino al campo, con la società che magari faceva qualcosa come impianti sportivi vicino allo stadio. Mi piace sognare questo, secondo me è solo rimandato, perché credo in questa società, la voglio di fare. Anch'io per 2 anni sono stato scottato in maniera negativa, loro fanno bene a non mollare. Ho parlato con Joseph Urgugliano, il proprietario, non molla, molto importante. Sa cosa vuol dire calcio, nel senso anche come investimenti, ritorno investimenti, per cui io sono grato a loro, come sono grato agli altri, a Bonetto, piuttosto che a tutti quanti quelli che danno la mano a Padova. La squadra, il presidente del Padova come il sindaco, non è che io sono bravo e gli altri prima di me non sono stati bravi, ognuno ha costruito un pezzo, vale la stessa cosa per il presidente del Padova, ognuno ha fatto un pezzo, cioè il merito ed è anche del passato, sia come presidente del Padova come sindaco, non si costruisce niente in poco tempo, per cui io sono grato a loro per l'impegno che danno, per quello che fanno, per l'immagine che dà a Padova di serietà, parlano i ragazzi regolarmente, i ragazzi, ancora qualcuno all'interno dice alla società do 10, sono perfetti, per cui auguro a loro veramente di essere convinti di quello che fanno, di trovare soluzioni. Cercheremo come amministratori del massimo di quello che possiamo fare. Non è facile per loro, però noi siamo molto vicini.
comunque sei partito da zero e hai scoperto una passione con il calcio Padova. Per me, io ho sempre continuato al di là della proprietà, andarmene a vedere la squadra, sempre il solito posto. Oggi ho cambiato posto perché sono sindaco, ma per me è sempre la stessa roba anche a mese. Mi piace il Padova. Io anche quando sono fuori per qualche motivo voglio sapere i risultati, che cosa ho fatto, chiamo Diego, chiamo il presidente. Per me è una cosa importante. È stata una parte della mia vita importantissima, 10 anni, non so un po'. E ti faccio un'ultimissima domanda sullo stadio. Io, al contrario di molti altri tifosi, sono affezionato all'Euganeo perché è stato il primo stadio di Serie A che ho visto, perché la mia prima partita l'ho vista contro l'Inter, tra l'altro. E quindi mi piace come stadio. Ovviamente non c'è la vicinanza con il pubblico. Quando vivevi l'Appiani si sentiva vero la gente, cioè era completamente differente? Come... Un altro mondo, però non è più fattibile. Sì. Neanche adesso sarebbe fattibile. I normativi di sicurezza sono cambiati in maniera incredibile. Ogni partita che facciamo in Serie B, prima di essere promossi in Serie A, doveva firmare il questore, il sottoscritto, ognuno doveva prendersi la responsabilità di quello che sarebbe successo, perché non c'è impianto antincendio, non c'è niente, per cui tutti pregavano non succedesse niente. Dopo è venuto uno stadio, non sarà bello, non sarà però uno stadio. Un po' alla volta cerchiamo di metterlo a posto. Io sono convinto che un po' alla volta lo sistemiamo, non sarà eccezionale, ma i tempi sono cambiati, è difficile fare investimenti. Oggi lo fanno, il pubblico non fa stadi, lo fanno i privati. Magari se parla un po' alla volta, sale in classifica, forse anche Joseph comincia a spendere qualche euro e sono convinto che lo farà. Speriamo che sia solo rimandato. E io sono convinto che alla fine bisogna non mollare mai. Quando uno molla, alla fine ha i risultati, specialmente se si comporta bene in termini di correttezza. E lui sta dando un'immagine di Padova, sia lui che Daniele Boscolo e Alessandra Bianchi sono bravi. Ovviamente anche il DS, che è una grande responsabilità. Presidente, grazie di essere stato qui con noi oggi. Grazie per averci fatto vivere le emozioni. È stato un piacere avere questi ricordi da parte tua, insomma. Può stare qui ancora un paio d'ore, tanto per essere chiaro, ma non credo sia interessante per tutti quanti. Un abbraccio a tuo padre, io ricordo con molto affetto tuo padre. Ma anche lui quando viene qua a Padova mi dice sempre mi chiede sempre: passiamo al campo di allenamento, passiamo all'Euganeo. Vieni a trovarmi, basta, vieni a trovarmi, insomma, mi fa piacere, molto piacere. Ha sempre dei bellissimi ricordi, mi parla bel periodo. Molto bene. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Insomma, hai visto Jack, abbiamo concluso la puntata col sindaco Giordani, che per tutti è il presidente del Calcio Padova. Quante emozioni ci sono state trasmesse in questa intervista. Ci ha raccontato tante cose, anche il rapporto che aveva con i giocatori, anche con tuo papà, e il rapporto appunto che si è creato negli anni, e sono stati bei ricordi. Sì, ci ha anche fatto capire da come uno parte da zero, può partire da zero ed arrivare a scoprire una passione, perché alla fine lui non era appassionato di calcio, alla fine adesso fa parte della sua vita. Sarebbe stato qua a parlarne un'altra mezz'ora. Esattamente. Bene, io direi che adesso ci toccherà aspettare la prossima puntata. La numero 9. Perché ormai siamo quasi alla fine del nostro cammino e vedremo chi sarà il prossimo ospite. O i prossimi ospiti. Restate con noi. Ciao a tutti. Ciao.